Buonasera a tutti, oggi è giovedì 7 novembre e con oggi sono 168 giorni che trascorro su questa gru, la gru Ursus, la gru galleggiante ormeggiata nel porto di Trieste. Ecco, come avete visto, per fortuna eh, la bandiera di Trieste continua a sventolare libera sulla cima della Gru Ursus e questo secondo me è già un buon segno. Come ho detto, è un simbolo importante questa bandiera per questa città e se speriamo anche che sia un segno di buon auspicio di un cambiamento importante che deve avvenire in questa città che è stata così per tanti anni schiacciata da questa cappa nera, questa, questa, questa cintura nera che la sta stritolando dal punto di vista proprio non solo economico, ma anche etico, morale e culturale. Come ho già detto altre volte, perché va da sé, no? Non esiste una civiltà che è culturalmente, eticamente, moralmente evoluta che possa avere anche contemporaneamente una crisi economica. Questo è impensabile. Le crisi economiche si hanno soltanto in quei posti, in quei paesi dove appunto il livello etico, morale, culturale è molto basso. Eh, ehm, quindi si fanno largo dittature più oligarchie più o meno velate come quella che stiamo vivendo oggi, quella neoliberista, che è sempre legata in fin dei conti a questa cintura nera che in qualche modo si ripresenta nel corso dei decenni, dei secoli su questa terra e anche ovviamente in questo paese e in questa città. E d'altronde i malvagi si ripresentano sempre, ci proveranno sempre, questo insomma è in qualche modo il gioco di questa matrix della realtà del mondo, del pianeta che viviamo. Che è sempre combattuto in qualche modo tra il bene e il male, no? Quindi i malvagi si ripresentano sempre, ci provano sempre in qualche modo. Cambiano mostrine, bandierine, divise e sigle, ma si ripresentano sempre, no? E ci provano sempre a imporre le loro regole disumane e disumanizzanti e provano a farle passare per normali. Questa città, lo sappiamo, ha già vissuto questa realtà non tanto tempo fa con il nazifascismo. Qui c'è stata, come sapete, questa triste realtà della risiera di San Saba, dove migliaia di persone sono state eh, trucidate in un modo veramente infame. E questo ovviamente avveniva sotto gli occhi di tutti, e la città lo sapeva che cosa stava succedendo in quella risiera, però tutti continuavano a far finta di niente e a girare la testa dall'altra parte. E ovviamente questo non sono riusciti a farli da un giorno all'altro, no? Ci hanno messo un po' di tempo prima di costruire questa risiera, è così che funziona. Insomma, il metodo della rana bollita, piano piano ti faccio accettare delle cose, no? Sposto l'asticella dei valori. E il metodo è sempre quello, spostare lentamente l'asticella dei valori finché riesco a farti accettare le cose più aberranti, no? E, e la stessa cosa sta succedendo oggi, no? In un modo o in un altro, ma stanno facendo le stesse cose, ci stanno piano piano spostando l'asticella dei valori, applicando appunto il metodo della rana bollita, no? A fuoco lento, piano piano, metto la rana nell'acqua,
e poi a fuoco lento lascio che la temperatura salga in modo che la rana piano piano si indebolisce e poi muore senza neppure accorgersi di essere stata bollita. E così stanno facendo anche adesso, ci stanno levando sempre più diritti, e stanno emanando leggi e direttive europee neoliberiste, perché questa è la nuova forma di oligarchia che si sta imponendo. Una volta la chiamavano nazifascismo, oggi la chiamano neoliberismo, ma sostanzialmente non cambia molto. Parliamo sempre di un'oligarchia, cioè grande ricchezza e potere nelle mani di pochi a discapito dei molti. E questo è quello a cui stiamo assistendo. E la gru Ursus è un emblema, è un simbolo di quello che sta succedendo. Sta diventando veramente il simbolo alla decadenza, alla sottocultura che ci stanno imponendo a tutti i costi in questa città e in questo paese. E, e quindi è ovvio che io porterò avanti fino alla fine questa battaglia, no? Ovvio che arrivato a questo punto dopo 6 mesi, anzi dopo quasi 6 mesi che sono qui su questa gru, è ovvio che è impensabile che io possa scendere così. Sarebbe come arrendersi a questo sistema, a questa cultura, a questa sottocultura primitiva, aberrante, criminale, che non si può accettare. Questo non si può minimamente accettare. Quindi io rimango su e combatto la mia battaglia. Sarò anche un Don Chisciotte, ma insomma chi conosce quel romanzo, chi lo ha letto veramente, sa l'importanza di questo personaggio e di quel romanzo. E forse non tutti sanno che quel romanzo è uno dei romanzi più letti sul pianeta, e consiglio a tutti quanti di leggerlo, perché è uno di quei libri che aprono la mente, no? Spesso si usa questo termine Don Chisciotte in maniera veramente impropria. Magari fossimo dei Don Chisciotte, ce ne vorrebbero di Don Chisciotte su questo pianeta. Invece ci vogliono come pecore lamentose e belanti. Ecco, andiamo avanti così, continuiamo a combattere. So che comunque siete in tanti a sostenermi e a sostenerci, e quindi la lotta va avanti. Non è facile, come vedete comincia a fare molto freddo. Oggi per fortuna non ha piovuto molto in questi giorni, c'è stata veramente tanta acqua, ma io non ho nessuna intenzione di mollare. Buona giornata a tutti e buona serata.